Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sul discernimento degli spiriti. Come discernere questo che succede nel nostro cuore, nella nostra anima. E dopo aver considerato alcuni aspetti della desolazione, quel buio dell'anima, parliamo oggi della consolazione, che sarebbe la luce dell'anima, e che è un altro elemento importante per il discernimento e a non dare per scontato, perché può prestarsi a degli equivochi. Noi dobbiamo capire cosa è la consolazione, come abbiamo cercato di capire bene cosa fosse la desolazione. Che cos'è la consolazione spirituale? È un'esperienza di gioia interiore che consente di vedere la presenza di Dio in tutte le cose. Essa rafforza la fede e la speranza e anche la capacità di fare il bene. La persona che vive la consolazione non si arrende di fronte alle difficoltà perché sperimenta una pace più forte della prova. Si tratta dunque di un grande dono per la vita spirituale e per la vita nel suo insieme. E vivere questa gioia interiore. La consolazione è un movimento intimo che tocca il profondo di noi stessi. Non è appariscente, ma è soave, delicata, come una goccia d'acqua su una spugna. La persona si sente avvolta dalla presenza di Dio in una maniera sempre rispettosa della propria libertà. Non è mai qualcosa di stonato, no, che cerca di forzare la nostra volontà. Non è neppure un'euforia passeggera. Al contrario, come abbiamo visto, anche il dolore, ad esempio per i propri peccati, può diventare motivo di consolazione. Pensiamo all'esperienza vissuta da Sant'Agostino quando parla con la madre, Monica, della bellezza della vita eterna, o alla perfetta letizia di San Francesco, peraltro associata a situazioni molto dure da sopportare, e pensiamo a tanti santi e sante che hanno saputo fare grandi cose, non perché si ritenevano bravi e capaci, ma perché conquistati dalla dolcezza pacificante dell'amore di Dio. E la pace che notava in sé con stupore Sant'Ignazio quando leggeva le vite dei santi. Essere consolato è stare in pace con Dio, sentire come che tutto è sistemato in pace, tutto è armonico dentro di noi. È la pace che prova Edith Stein dopo la conversione. Un anno dopo aver ricevuto il battesimo, ella scrive, così dice Edith Stein: mentre mi abbandono a questo sentimento, a poco una vita nuova comincia a colmarmi e, senza alcuna tensione della mia volontà, a spingermi verso nuove realizzazioni. Questo afflusso vitale sembra sgorgare da un'attività e da una forza che non è la mia e che, senza fare alla mia alcuna violenza, diventa attiva in me. C'è una pace genuina e una pace che fa germogliare i buoni sentimenti in noi. La consolazione riguarda anzitutto la speranza, è protesa al futuro, mette in cammino, consente di prendere iniziative fino a quel momento sempre rimandate e neppure immaginate, come il battesimo per Edith Stein,
La consolazione è una pace tale, ma non per rimanere lì seduti godendola, no. Ti dà la pace e ti attira verso il Signore e ti mette in cammino per fare delle cose, per fare cose buone. In tempo di consolazione, quando noi siamo consolati, ci viene la voglia di fare tanto bene, sempre. Invece quando c'è il momento della consolazione ci viene la voglia di chiudersi in noi stessi e non fare nulla, no? La consolazione ti spinge avanti, al servizio degli altri, alla società, alle persone. La consolazione spirituale non è pilotabile. Tu non puoi dire adesso che venga la consolazione, no, non è pilotabile, non è programmabile a piacere, è un dono dello Spirito Santo. Consente una familiarità con Dio che sembra annullare le distanze. Santa Teresa di Gesù Bambino, visitando a 14 anni a Roma, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, cerca di toccare il chiodo lì venerato, uno di quelli con cui fu crocifisso Gesù. Teresa avverte questo suo ardimento come un trasporto di amore e di confidenza e poi scrive: fui veramente troppo audace, ma il Signore vede di fondo dei cuori, sa che l'intenzione mia era pura, agivo con Lui da bambina, che si crede tutto permesso e considera come propri i tesori del Padre. Così scrive lei. È spontanea, la consolazione ti porta a fare tutto spontaneo, come se fossimo i bambini sono spontanei e la consolazione ti porta sì, con una dolcezza, con una pace molto grande. Una ragazza da 14 anni come questa ci dà una descrizione splendida della consolazione spirituale. Si avverte un senso di tenerezza verso Dio, che rende audaci nel desiderio di partecipare della sua stessa vita, di fare ciò che gli è gradito, perché ci sentiamo familiari con Lui, sentiamo che la sua casa è la nostra casa, ci sentiamo accolti, amati, ristorati. Con questa consolazione non ci si arrende di fronte alle difficoltà. Infatti, con la medesima audacia, Teresa chiederà al Papa il permesso di entrare in Carmelo, benché troppo giovane, e sarà esaudita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la consolazione ci fa audaci. Quando noi siamo in tempo di buio, di desolazione, pensiamo no, questo non sono capace di farlo, no? Ti butta giù la desolazione. Tutto buio, no, io non posso fare, non lo farò. Invece in tempo consolazione, le stesse dicono, no, io vado avanti, lo faccio. Ma sei sicuro? Io sento la forza di Dio e vado avanti. E così la consolazione ti spinge ad andare avanti e a fare delle cose che in tempo di desolazione tu non sarai capace di ne fare nel primo passo. Questo è lo bello della consolazione. Ma stiamo attenti, dobbiamo distinguere bene la consolazione che è di Dio dalle false consolazioni. Nella vita spirituale avviene qualcosa di simile a quanto capita nelle produzioni umane. Ci sono gli originali e ci sono le imitazioni. Se la consolazione autentica è come una goccia su una spugna, è soave e intima, le sue imitazioni sono più rumorose e appariscenti, sono più entusiasmo, puro entusiasmo, no? Sono fuochi di paglia senza consistenza, portano a ripiegarsi su se stessi e non a curarsi degli altri. La falsa consolazione alla fine ci lascia vuoti, lontani dal centro della nostra esistenza. Per questo dobbiamo, quando noi ci sentiamo felici, in pace, siamo capaci di fare qualsiasi cosa, ma non confondere quella pace con un entusiasmo passeggero, perché l'entusiasmo oggi è, poi cade e non c'è più.
Per questo si deve fare discernimento anche quando ci si sente consolati, perché la falsa consolazione può diventare un pericolo se la ricerchiamo come fine in se stessa, in modo ossessivo e dimenticandoci del Signore. Come direbbe San Bernardo, si cercano le consolazioni di Dio e non si cerca Dio delle consolazioni. Noi dobbiamo cercare il Signore e il Signore con la sua presenza ci consola, ci fa andare avanti e non cercare Dio che ci porta alle consolazioni per questo sotto. No, questo non va. Non dobbiamo essere interessati in questo. E la dinamica del bambino, di cui parlavamo la volta scorsa, che cerca i genitori solo per avere da loro le cose, ma non per loro stessi, va per interesse. Papà, mamma, no? E i bambini sanno fare questo, sanno giocare. E quando la famiglia è divisa, hanno questa abitudine di cercare qui e cercare là, e questo non fa bene, questo non è consolazione, quello è interesse. Anche noi corriamo il rischio di vivere la relazione con Dio in modo infantile, cercando interesse, di ridurlo a un oggetto a nostro uso e consumo, smarrendo il dono più bello che è Dio stesso. Così andiamo avanti nella nostra vita che va fra le consolazioni di Dio e le desolazioni del peccato, del mondo, ma sapendo distinguere quando è una consolazione di Dio che ti dà pace fino al fondo dell'anima, da quando è un entusiasmo passeggero che non è cattivo, ma non è la consolazione di Dio. Grazie.